Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata dell'Analisi. Oggi in studio abbiamo il consigliere comunale di Olbia del PDL, Tiziano Pinna, benvenuto. Grazie. Tiziano Pinna, che oltre che essere consigliere comunale è anche, come molti sanno, un imprenditore. Il settore è quello delle concessionarie d'auto, che è uno di quelli che ha subito un calo del volume d'affari piuttosto forte. Come giudica da imprenditore il taglio del 70% dell'IRAP, che vale circa 254 milioni di euro e che sarà, lo ricordo, retroattivo, cioè si applicherà dal 1° gennaio di quest'anno e avrà effetti immediati? Questa è la decisione della finanziaria proprio di questi giorni. Beh, intanto la notizia bisogna coglierla positivamente perché sarà immediato, perciò è quello che molti imprenditori, non soltanto del nostro settore, però diciamo un po' tutti hanno subito negli anni questo attacco dell'IRAP, che anche in momenti difficili di fatturato e di utili in tutti i casi andava pagata, perciò certo, che poi sia anche retroattiva probabilmente vediamo come un incentivo, non come un contributo a quello che potrebbe essere l'inizio della ripresa per le aziende. È uno di quei casi in cui la proposta arrivava dal Partito Democratico, è stata recepita dalla maggioranza di centrodestra e alla fine si sono messi d'accordo e hanno trovato un provvedimento che è stato salutato con favore al mondo delle imprese. Sì. Larghe intese ogni tanto funzionano. Diciamo che il buonsenso e le idee giuste vengono accolte positivamente senza distinzione di colori. Ecco, chiaramente l'IRAP non è sufficiente a risollevare, diciamo, l'economia della Sardegna e anche di questo territorio. Secondo lei di che cos'altro ci sarebbe bisogno in fretta? Ma intanto abbiamo partorito un governo nuovo che probabilmente potrà dare degli impulsi diversi a quello che in questo momento l'economia in generale, dalla produzione che in Italia insomma, ha subito purtroppo troppi tagli nell'industria, a tutto quello che poi il piccolo commercio, l'artigianato, che ha in qualche modo rallentato la sua ascesa. Sicuramente con gli sgravi, intanto anche l'IMU è una proposta di rinvio, potrebbe già aiutare le imprese, le famiglie ad avere più fiducia su questo programma che Ma lei avrebbe dato priorità all'IMU oppure a altre misure che possono magari riguardare il lavoro? Intanto stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando di cassa integrazione che allo Stato costa miliardi di euro. E probabilmente più che cassa integrazione si potrebbe pensare a degli sgravi direttamente a dare all'azienda e non soltanto per le nuove assunzioni, per i giovani che giustamente si dovranno inserire nel mondo del lavoro, ma soprattutto alle aziende che hanno già del personale che a 50 anni ormai sembra che sia diventato vecchio, invece non lo è, cioè non possono fare un ricambio generazionale mandando a casa persone all'età di 50 anni, persone, sono padri di famiglia, sicuramente l'unico capofamiglia monoreddito che oggi sta portando avanti la baracca nella propria famiglia, perciò l'incentivo deve essere dato a tutto a prescindere dalla nuova istruzione e pensare a un mondo giovane, perché l'Italia purtroppo sta diventando anziana, sappiamo che ci sono tanti pensionati, sappiamo che è diminuito il flusso per quanto riguarda il pagamento di contributi, perciò tutto questo deve portare a un livellamento che negli anni, per una questione di età, ma non parliamo di esodati 50-60 anni, oggi sono persone giovani, perché a 60 anni prima uno era in pensione, se era fortunato arrivava, oggi l'età si è allungata anche a 80-90 anni, perciò è cambiato tutto il modo di vivere. Con la differenza che se si esce fuori dal mondo del lavoro a quell'età poi molto probabilmente non si rientra più. Fuori si rimane. Senta, siamo in vista di una stagione turistica che presenta 1000 incertezze. Abbiamo da sciogliere il nodo dei trasporti, caro Traghetti è sempre lì, qualche ombra c'è anche sulla continuità territoriale. A proposito, oggi il presidente dell'ENAC Riggio ha detto che la continuità territoriale per la Sardegna sarebbe da abolire. Che ne pensa? Ho sentito anche io questa notizia. Intanto bisogna pensare se siamo in Italia, in Europa o se siamo soltanto in Sardegna, perché le leggi comunitarie ti danno delle indicazioni, perciò non è che possiamo legiferare come vogliamo, anche se siamo una regione a statuto speciale. Ci sono delle proposte a livello europeo perché la continuità non è stata inventata per la Sardegna, non è soltanto in Sardegna, ma ci sono in tante altre realtà europee. Se si parla di continuità bisogna parlare a 360 gradi. Trasporto navale, aereo, ferroviario, che l'abbiamo dimenticato noi, perché prima arrivavano le navi a Golfo Aranci, c'è una certa continuità che oggi non c'è più. Abbiamo parlato di rilancio delle ferrovie, però la Sardegna viene sempre messa da parte. E poi un'altra cosa, la continuità deve essere per tutti,
per lo Non sardi. solo per i residenti. Assolutamente, non solo per i sardi, ma anche per chi vuole raggiungere la Sardegna, perché dalle altre parti d'Italia se deve andare da Roma a Milano può andare con un pullman, può andare con la propria auto, con l'aereo, anche con i traghetti, potrebbe fare Genova a Civitavecchia, può andare con tanti mezzi di trasporto. In Sardegna ci sono due, o la nave o l'aereo, perciò dobbiamo dare la possibilità a chi viene qua o in vacanza o per lavoro o aumentare quello che potrebbe essere l'incambio, cioè proprio l'ingresso di nuovi tour operator, cioè tutto l'anno a prezzi normali, non prezzi scontati, devono essere prezzi normali, nella continuità. Senta, comunque continuiamo a perdere pezzi anche qui sul Tribunale, ad esempio c'è una storia che fa riflettere. Il TAR ha dato ragione proprio in questi giorni all'Ordine degli Avvocati, ha annullato i provvedimenti che avevano accelerato le procedure di accorpamento delle sedi distaccate di Olbia e La Maddalena, ma questa è una sentenza inutile perché arriva tardi e nel frattempo altri provvedimenti sono stati emessi dalla Presidenza del Tribunale. È una storia che lascia l'amaro in bocca, ma che forse è sintomatica della perdita di potere negoziale da parte della classe politica di questa città. Che ne pensa? Mi ha fatto riferimento prima all'IRAP. Allora, io dico che per certi argomenti, per certe situazioni i colori si mettono da parte, ognuno fa la sua battaglia, ognuno probabilmente può portare avanti le proprie idee, se sono di parte di centrodestra o di centrosinistra o di altri partiti, ma quando si pensa di rilanciare un territorio o addirittura in questo caso parliamo di Olbia che sta soffrendo purtroppo da un po' di anni, dovrebbero in qualche modo essere più uniti, però non quando i bui sono già scappati, cioè pensarci un pochino prima e programmare quello che potrebbe essere lo sviluppo di una città, perché la stiamo impoverendo. Ma lei non pensa che Olbia sia più debole politicamente? Perché insomma, oggi se sì, le cose succedono ci sarà anche un perché. Vabbè, avevamo 4 parlamentari, oggi ne abbiamo soltanto uno che rappresenta il territorio, però prima c'erano tutti e 4. Probabilmente facendo un passo prima. Senta, su altri provvedimenti c'è da discutere e sono quelle che riguardano i tagli alla spesa. Presto nel collegato alla finanziaria questi provvedimenti arriveranno all'attenzione del Consiglio regionale. Ci sono anche la soppressione delle province, tra cui quella di Olbia Tempio, e la riorganizzazione delle ASL. Partiamo dalla provincia. Secondo lei dovrebbe restare come organizzazione quella delle province oppure sono da abolire? Allora, si parla da tanto tempo di riforme in generale, dove il governo doveva tracciare delle linee guida. Tra queste c'era anche l'abolizione delle province. Se il provvedimento viene dato a livello nazionale, dobbiamo adeguarci a quello che il governo ha deliberato, ha deciso. Se invece c'è nel programma di Letta comunque. C'era, sì. Perciò se questo deve portare soltanto a chiudere le province di Olbia Tempio e le altre nate qualche anno fa, sicuramente non mi trovo d'accordo. Cioè bisogna essere coerenti in quello che è l'indicazione nazionale. Se invece sono tutte da sopprimere? Sono tutte da sopprimere, dobbiamo seguire quello che seguiranno le riforme del vecchio governo come proposte, del nuovo se le porterà avanti. Certo non mi troverà contento perché insomma l'impoverimento del territorio è anche allontanare le istituzioni nel territorio e questo purtroppo. C'è anche la ASL, ma questo è un discorso ancora tutto da vedere. Lei ha ben capito che cosa si sta preparando? Non ci voglio pensare perché fare i conti della serva è semplicissimo, cioè non è che si cancella Olbia dopo che Olbia è il suo territorio, dopo che per anni abbiamo lottato per avere i posti letto, dove abbiamo lottato per avere un ospedale all'altezza, dove stiamo ancora lottando per riuscire a far partire San Raffaele, mentre negli altri territori, e mi riferisco a Sassari, Cagliari, hanno chi il doppio, forse di più dei posti letto dovuti, perciò noi stiamo chiedendo quello che ci spetta, non stiamo chiedendo più posti letto, o addirittura non stiamo chiedendo cose che già esistono a Cagliari, specializzazioni che sono a Cagliari, il contrario. Però Cappellacci ha detto che l'importante sono i servizi per i cittadini, quelli non si toccano. Sì, perché lui vive a Cagliari, probabilmente sta a Cagliari, ha la famiglia a Cagliari, la sua attività lavorativa a Cagliari, tutto più facile perché è Cagliari. Però Sardegna non è fatta soltanto di cagliaricentrismo, ma è fatta anche di altre realtà. Olbia è una realtà che per tanto tempo ha trainato l'economia non soltanto del nostro territorio ma di tutta la Sardegna, non bisogna fare niente perché venga affogata, anzi il porto, come stavamo parlando prima di trasporti, è il primo porto passeggeri in Italia, non so se vogliamo continuare la discesa a cancellarlo, non credo. No, vabbè, comunque questo aspetto qua pone un problema perché le chiedo, siccome Cappellacci è comunque il candidato del centrodestra per le prossime regionali, si sta creando per caso un po' di, come dire, mal di pancia nel PDL gallurese rispetto a queste scelte del Presidente della Regione? Assolutamente no, è una sua posizione, questa non è la posizione dei rappresentanti PDL né in comune né in provincia né a livello
regionale. Noi abbiamo il nostro rappresentante, i nostri rappresentanti PDL, Bardanzillo e Lai, che sicuramente faranno di tutto perché questo non avvenga. L'idea di un presidente non è che venga condivisa da tutti, poi insomma il Consiglio è sovrano e deciderà. Sì. Avete inaugurato questa mattina congiuntamente con la maggioranza, quindi un atto, diciamo, di cavalleria da parte della Giunta Giovannelli, una parte dell'Urban Center, che è una delle opere più importanti degli ultimi anni della città di Olbia. È un bel edificio, però il problema arriva sempre dopo che lo si costruisce l'edificio, perché va gestito. Basta pensare a quello che è accaduto al museo, al teatro Michelucci. Si cerca sempre di portare dentro nella gestione i privati, ma risposte in questo senso non ce ne sono. Perché secondo lei? È un momento difficile anche per i privati, perciò mentre prima poteva esserci l'attenzione sotto forma di collaborazione, sponsor, cose, oggi i privati, vista la situazione economica, non sono così pronti ad intervenire nel pubblico. Però io ho una mia idea un po' diversa. Per fare le grandi opere ci vuole del tempo. Negli anni bisogna pianificare quello che fra 5, 6, 10 o 20 anni può accadere. Oggi ci troviamo ad avere delle belle strutture, perché parliamo del museo. Ad Olbia non ha mai avuto un museo, ha avuto forse una biblioteca nella vecchia via Acquedotto, oggi abbiamo la biblioteca, abbiamo l'Expo che ospita altri servizi, come il nuovo palazzo comunale, come tante altre cose che si sono fatte. In questo momento storico bisogna probabilmente usare la parola spending review, spendere bene e meglio, però dobbiamo fare in modo di gestirlo, di renderlo fruibile, e ci sono tante possibilità. Anche se il privato in questo momento non può essere vicino al pubblico, però l'amministrazione potrebbe pianificare alcuni interventi. Stamattina ne sono venute fuori tante idee. Dalla maggioranza probabilmente saranno in qualche modo portate avanti, ma anche la minoranza ha qualcosa da suggerire. Le piace questa idea del centro della identità olbiese, della memoria, insomma, un luogo di memoria? Possono essere una delle tante iniziative, come si è parlato della, non so, portare qualcosa dell'università, di portare la mediateca, cioè bisogna farla vivere, perché un'opera quando è fruibile e aperta al pubblico si rende poi utile ad altre iniziative. Un'ultima cosa, è tempo di nomine, il Comune di Olbia ha appena indicato Giorgio Spano, l'autorità portuale, so che vi conoscete e siete amici, però io le chiedo ovviamente un giudizio politico su questa nomina. Giorgio lo conosco come conosco tutti della maggioranza e della minoranza. Giorgio so che è stato indicato inizialmente non dalla maggioranza, ma soltanto da una parte della maggioranza. So che ci saranno altri nomi, è venuto fuori il nome di Pasqualino Chessa e di altri. Sarà probabilmente nella rosa. Io dico che bisogna tenere la presenza dell'autorità portuale ad un olbiese. Per me, se un centrodestra tanto meglio, ma se fosse del centro-sinistra, purché sia del territorio olbiese, perché daremo possibilità, se non fosse così, di spostare anche probabilmente qualche nave o qualche finanziamento. Perciò, gli equilibri, insomma. Ecco, litighiamo, però cerchiamo di tenere il territorio agli olbiesi. Grazie per aver partecipato all'analisi, grazie a Tiziano Pinna, noi ci risentiamo domani con una nuova puntata, buona serata. Grazie, buonasera.